Eccoci qui a Telefriuli al punto, benvenuto al sindaco di San Daniele del Friuli, Pietro Valen. Come stiamo, caro sindaco, innanzitutto lì a San Daniele? Molto bene, ben trovati a voi amici di Telefriuli. Bene, allora abbiamo visto che San Daniele sta per avviare, o già avviata nei fatti, una rivoluzione diciamo, totale di un cambio a volto, insomma, a San Daniele dal punto di vista urbanistico e quindi anche sociale, economico, eccetera. Ecco, ci vuoi spiegare questo pensiero, questo progetto, questa idea che hai avuto tu e la tua maggioranza? Beh, è un'idea strategica e diciamo anche un'impostazione del modo di lavorare. San Daniele ha bisogno di cambiare volto, ha bisogno di mettere mano a tutta una serie di problematiche che riguardano i sottoservizi del centro storico e anche le pavimentazioni del centro storico che praticamente da dopo il terremoto non hanno avuto grandi o nuovi assetti. E per quanto riguardano i sottoservizi, parlo di acquedotto piuttosto che di forza motrice ed altro, ci sono alcune difficoltà, alcune problematiche anche serie. Allora quello che è nel mio stile è non farmi prendere dagli eventi e quindi da emergenze, ma pianificare i lavori e quindi pianificare anche gli interventi. In quest'ottica abbiamo pensato a prendere un'area vasta del centro storico e su questa a preparare uno studio di fattibilità perché pur sapendo che questi lavori, i diversi lavori su tutto il centro storico, verranno realizzati in un numero piuttosto congruo di anni, è anche importante che questi lavori, man mano che vanno avanti, seguano un filo conduttore e quindi anche una logica coordinata. Ecco che un architetto al quale abbiamo affidato l'incarico ci ha preparato uno studio di fattibilità su un'area molto vasta. Bene, quindi praticamente i tempi che tu prevedi, quanti saranno? Hai parlato di anni, no? Ovviamente. Ecco, io ho detto 10-15 anni per far capire bene che si traguarderà oltre la mia legislatura, questa mia prima legislatura. Poi magari riusciremo anche ad abbreviare i tempi. Si tratta comunque di un'area molto vasta di lavori che fra pavimentazioni, sottostrutture, quindi sottoservizi e illuminazione hanno qualcosa a che vedere con una cifra di 13 milioni di euro. Sono divisi in 8 lotti funzionali, autonomi, e ciascun lotto è composto da almeno 3 o più stralci attuativi. Quindi vuol dire che non ci sarà un grande cantiere unico in San Daniele che bloccherà la città, ma piccoli pezzi, potendo anche scegliere a seconda dell'occasione, delle risorse a disposizione o diciamo del momento, quale tipo di cantiere far partire per primo e concluderlo, però un cantiere dopo l'altro avremo una città rivoluzionata però con un tocco unico, quindi un'idea generale coordinata, sia per la pavimentazione che per l'illuminazione pubblica, che è molto importante. Quello è un investimento economico non da poco, quindi avrai bisogno anche di contributi anche sostanziosi, oltre che le risorse che dovete mettere in campo. No? Bene, ecco. Ma poi avete anche... Sì, proprio su questo, per attingere a risorse, al di là di quelle comunali, ma quelle regionali, nazionali, europee, è sempre necessario avere quantomeno uno studio di fattibilità. Finora San Daniele non ce l'aveva, noi adesso ne abbiamo uno ambizioso e quindi a pezzi andremo a recuperare risorse per finanziarlo. Bene, poi i lavori pubblici, naturalmente, quelli diciamo così sotto mano, quelli già pronti, stanno già per iniziare. Mi parlavi no, dell'Ipsia che in qualche modo verrà rivista, cioè verrà demolito il manufatto, il palazzo, insomma. Ecco, la demolizione è la parte triste perché chiaramente se ne va un pezzo di storia di San Daniele che riguarda una scuola che ha servito molto la comunità collinare in generale. Però la cosa bella è che finalmente San Daniele avrà un archivio. Anche questa è un'opera finanziata attraverso la concertazione con la regione l'anno scorso e proprio in questi giorni stiamo finendo di svuotare l'Ipsia e nelle prossime ore, quindi entro il fine settimana, l'Ipsia verrà demolito. Durante l'estate, grosso modo, potremo iniziare i lavori di costruzione del nuovo archivio comunale dove poter diciamo, stipare tutto il grande materiale, il vasto materiale che abbiamo noi come uffici comunali, che al momento è depositato temporaneamente fuori San Daniele presso un deposito a Udine, dove lo stanno mettendo diciamo, in ordine e digitalizzando. Questa è un'opera che San Daniele aspetta da oltre 20 anni e quindi un'opera molto 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 importante. Insomma, Simone, viene fatta un'opera di modernizzazione, insomma, non da poco, consistente. Ecco, come consistente era l'economia quando c'erano le feste anche del prosciutto, che c'era un volano enorme, l'economia forse
e complice questa pandemia maledetta, sta un po' arrancando. Ecco, com'è la situazione nel tuo territorio, Sindaco? Beh, come tutti i territori, anche noi abbiamo delle difficoltà. Le difficoltà principali, per quello che posso vedere, riguardano la parte turistica. Voi sapete che San Daniele, per il marchio, per il nome che ha, è una località che ha una grande attrattività turistica. Da inizio pandemia ad oggi, di corriere passato e per San Daniele veramente si possono contare sulle dita di una mano e nemmeno di due. E quindi questo è un primo problema. Devo però dire che dal punto di vista dell'attrattività San Daniele resta importante nei pensieri quantomeno deconazionali, e in queste ultime settimane di riapertura ho potuto vedere che da tutta la regione, in particolare dal Pordenonese ma anche dal Triestino, sono arrivati qui a San Daniele diverse famigliole, diversi turisti. Questo insomma hanno un po' rincuorato. Certo è che il cambio di passo si potrà avere quando anche i movimenti tra le regioni saranno permessi e qui ci aprirà di nuovo a un pubblico importante che è il pubblico del Veneto. I nostri cugini veneti effettivamente la domenica, il sabato e la domenica, frequentemente vengono a visitare San Daniele, e questo per l'economia sia della ristorazione che dell'accoglienza, ma anche per il commercio in generale, è un toccasana non da poco. Sotto questo aspetto stiamo lavorando in ambito di attrattività turistica con Willy Bike per quanto riguarda il cicloturismo, che è una delle partite più importanti, è un settore con grandi tassi di crescita annuale, quello del cicloturismo, quindi un turismo lento, ma anche col turismo culturale, per cui abbiamo progetti ambiziosi, ne abbiamo parlato anche in passato qui su Telefriuli, che riguardano la biblioteca guarneriana, e quindi vedere la cultura come possibile fonte di attrattività anche per quello che riguarda il sandanilese. Ecco, senti, a proposito di biblioteca guarneriana, com'è la situazione lì adesso? Allora, a fianco a Lipsia, cioè dove verrà costruito l'archivio, è progettato, programmato come opzione numero 1 la costruzione della nuova biblioteca moderna. Questo come studio di fattibilità, opera non ancora finanziata. Durante questo ultimo anno sono diciamo apparse ulteriori opportunità. Una di queste riguarda una possibile acquisizione del Monte di Pietà, che è il Palazzo del Monte che si trova in piazza San Daniele e sta sul lato, diciamo, sinistro guardando il Duomo, dall'altra parte della Guarneriana. Ecco, quindi noi stiamo valutando come amministrazione, abbiamo contatti con la proprietà, stiamo valutando anche questa pista. Proprio nei prossimi giorni incontrerò i progettisti che mi porteranno a un primo studio di fattibilità, dopo avrò un incontro informale in regione per verificare la possibilità di finanziamento di un'opera del genere, e se tutte le cose andranno per il verso giusto, l'opzione nuova biblioteca moderna potrebbe prendere piede proprio all'interno del Monte di Pietà al piano terra e non più a fianco all'archivio presso l'ex Ipsia. Tutto questo serve a liberare, come dico da molto tempo, l'attuale immobile della Moderna, cioè quello di Via Roma, l'ex Albergo Italia, che nei nostri desideri è quello di metterlo a disposizione dell'antica e quindi di promuovere all'interno di questi nuovi spazi una fruizione del patrimonio dell'antica sotto forma digitale e se vogliamo anche museale. Così la famigliola che arriva dalla Toscana piuttosto che dalla Germania o dalla vicina Austria, anche in autonomia in gruppo piccolo, potrà visitare e fruire del patrimonio della Guarneriana, anche se non entrando direttamente nella sala fontaniniana, che chiaramente è delicata e va conservata. Bene, eccellente. Senti, finita l'UTI, no? Passato tutto, avete fatto la comunità collinare, no? Mi pare. Siete già partiti, cioè avete già messo i ferri in acqua, come si dice. Sì, noi siamo stati tra i primi. Nel nostro territorio, come sapete, coesisteva dopo l'ultima riforma, quella di Panontin, sia l'UTI che la comunità collinare, che era un consorzio volontario di comuni, con una storia di oltre 53 anni. Queste due esperienze con la riforma Roberti si sono fuse volontariamente, e quindi l'opportunità che ci ha dato la Regione Friuli Venezia Giulia con la Giunta Federica, in particolare con l'assessore Roberti, è stata quella di trasformare questo consorzio volontario in una comunità collinare che è riconosciuta come ente locale, cosa importantissima, e che direi che una storia di 53 anni adesso può dire di coronare anche un sogno, quello di avere questo ente locale. Tutti e 15 comuni della Collinare volontariamente evidentemente hanno trasformato il consorzio in comunità. Abbiamo iniziato già sul finire dell'anno scorso a trasferire funzioni prima che l'UTI
cessasse la sua vita il 31/12 e adesso siamo in fase di implementazione di queste funzioni, ad esempio per quanto riguarda San Daniele che gestisce il SUAP, quindi Sportello Unico Attività Produttive per tutta la Collinare, anche per comuni fuori Collinare, c'è l'intenzione di portare questo servizio all'interno proprio del nuovo ente Comunità Collinare. Questo perché questi servizi di area vasta condivisi, secondo me secondo noi sindaci, vanno centralizzati per ottimizzare e eguagliare le risposte sui territori. Ecco, senti, il nuovo governo è stato fatto con i crismi, diciamo così, inaspettati. Anche la Lega è entrata a far parte dell'esecutivo e naturalmente adesso si aspetteranno che a cascata anche le altre opposizioni, diciamo così, rispettive siano un po' con un atteggiamento, diciamo così, più di agreement, ecco, in sostanza. La tua opposizione cercherà di essere più morbida nei tuoi confronti oppure è una cosa che lascia il tempo che trova? Questo non lo so, però mi hanno insegnato a badare poco alle opposizioni, nel senso che l'opposizione fa il suo mestiere e giustamente controlla, verifica quello che fa la maggioranza e aiuta anche perché ci incalza e quindi ci stimola a fare meglio. Sul piano quindi locale non avrei grandi cose da dire. Sul piano nazionale devo esprimere grande soddisfazione per la scelta di Salvini di supportare questo governo, anche perché stando all'interno del governo con ministeri importanti e credo anche con prossimamente sottosegretari, viceministri altrettanto importanti, chiaramente l'impronta di quello che è il nostro approccio alle soluzioni del Paese credo si potrà manifestare senz'altro. Quindi rilevo anche che all'interno della nuova compagine di maggioranza il centrodestra è maggioranza e quindi Draghi si trova a fare i conti con un centrodestra che è preponderante in questo momento all'interno di questa grande coalizione. Quindi grande soddisfazione anche per i nomi che la Lega è riuscita ad esprimere in seno al governo. Quindi molto molto bene. Mi auguro che qualche friulano dei nostri potrà avere qualche incarico di vice ministro perché aiuterebbe ancora di più la nostra regione a svilupparsi. Benissimo, allora naturalmente io ti ringrazio per questa chiacchierata molto interessante. Non ti chiedo niente sulla pandemia perché ormai sappiamo un po' come vanno le cose un po' nei comuni, voi siete in prima linea e per cui è inutile continuare a dare una soluzione che non c'è ancora perché aspettiamo i vaccini e questo è. Grazie per la tua disponibilità, che ci hai dato del tuo tempo prezioso, naturalmente sei molto dinamico e si vede anche molto deciso nelle tue azioni e quindi tanti auguri per la tua attività e tutti i sandianellesi, insomma. Grazie, un saluto a te Enzo, a tutti i telespettatori e ovviamente da Sindaco di San Daniele non posso che dirvi che vi aspettiamo a San Daniele durante il fine settimana ma anche durante la settimana. È una città che merita essere scoperta e assaporata soprattutto. Benissimo, non mancheremo. Mandi e buon lavoro. Mandi, grazie.